Buongiorno, i titoli. Tragedia del Mediterraneo, 3 giovani sorelle morte su un gommone, la madre piegata dal dolore davanti ai loro corpi. Blitz della polizia del Catanese contro il clan Scalisi di Adrano, 14 gli arresti per traffico di stupefacenti, estorsioni e incendi dolosi. A Enna preso a calci e pugni dal branco, in 10 aggrediscono un minorenne e gli spengono sigarette sul corpo durante la festa del paese. A Calascibetta i genitori respingono le scuse. Tredicenne travolta da scuola a Lampedusa mentre sta parcheggiando la bici elettrica, ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita. Tasso alcolemico elevato ma nessuna traccia di droga, diffusi dati delle analisi tossicologiche su Simona Cinà, giovane morta annegata in piscina a Capaci. Bagni inagibili per un guasto alla fognatura alla Rita Atria di Catania, bimbi costretti ad andare in bagno a casa e poi tornare a scuola. Calcio, arriva il primo derby siciliano della stagione, quello tra Trapani e Catania, oggi alle 20:30, previsto turnover per entrambi gli allenatori. Eccoci, buongiorno, benvenute e benvenuti a questa edizione del mattino del nostro telegiornale. Apriamo con una tragedia, l'ennesima nel Mediterraneo, 3 giovani sorelle morte su un gommone della disperazione, una madre in ginocchio davanti alle loro salme, il dolore immenso di chi ha perso tutto in un istante. Davide Sardo. 3 sorelle morte nel Mediterraneo, avevano 17, 11 e 9 anni. Sulla banchina del porto di Porto Empedocle, una madre in ginocchio davanti alle loro salme, il dolore immenso di chi ha perso tutto in un istante. Le ragazze eritree viaggiavano su un gommone di 7 metri insieme a decine di altri migranti. Avvelenate dai fumi di idrocarburi, hanno trovato la morte prima di toccare terra, di arrivare a Lampedusa. Sopravvissuti solo la madre e un giovane fratello, accolti al porto dalle autorità e dalle associazioni umanitarie. Le 3 sorelle saranno seppellite a Canicattì secondo il rito musulmano. Credo che era un atto doveroso al momento in cui la prefettura mi ha chiamato, Sua Eccellenza il prefetto mi ha chiesto se ci fosse la disponibilità a Canicattì di dove posizionarli, di dove anche seppellirli. Io ho dato la mia disponibilità perché vogliono essere seppelliti in un campo di esumazione. L'unico campo di esumazione nella provincia di Agrigento è la città di Canicattì e credo che questi sono momenti significativi, tocca il cuore. Un nuovo dramma che si aggiunge all'elenco interminabile di morti e dispersi lungo la rotta centrale del Mediterraneo. Blitz della polizia la scorsa notte nel Catanese contro il clan Scalisi di Adrano, 14 gli arresti per traffico di stupefacenti, estorsioni e incendi dolosi. Sentiamo Tonino De Mana. Blitz contro la criminalità organizzata la scorsa notte nel Catanese. Su richiesta della direzione distrettuale antimafia sono scattati 14 arresti per traffico di stupefacenti, estorsioni, detenzione di armi e ricettazione. Le indagini hanno scoperto anche atti intimidatori con incendi dolosi e l'utilizzo di cellulari per comunicare in carcere con i detenuti affiliati al clan Scalisi di Adrano. L'operazione antimafia ha visto coinvolti anche le squadre mobili di Siracusa e Caltagirone con quelle di Napoli, Caserta, Taranto e Moro. I provvedimenti di oggi si aggiungono ai fermi disposti dalla Procura di Catania, eseguiti dalla polizia nei giorni scorsi, con altri 10 arresti di pregiudicati vicini alla cosca Scalisi. C'è stata anche un'operazione dei carabinieri contro una rete internazionale di trafficanti di droga dall'alba di oggi, infatti più in province di Toscana, Campania, Lombardia, Abruzzo e Sicilia, 12 le misure cautelari, 20 le perquisizioni per tutti accusati per associazione a delinquere finalizzati al traffico transnazionale di stupefacenti, il reato appunto contestato. Adesso nell'Ennese un minorenne preso di mira da un branco di giovani durante la festa della Madonna del Buon Riposo, calci e pugni e evidenti bruciature da sigaretta. Sulla vicenda indagano i carabinieri dopo la denuncia dei genitori. Desiree Ferlito. Picchiato da almeno una decina di giovani, preso di mira dal branco. È successa ad Enna durante i festeggiamenti della Madonna di Buon Riposo a Calascibetta. Vittima dei bulli, un minorenne in compagnia di una ragazzina nel bosco vicino alla piazza dove si celebra la festa. Oltre calci e sigarette spente sulla pelle, anche sputi e insulti. Sulla vicenda indagano i carabinieri dopo la denuncia da parte dei genitori del minorenne ennese.
Gli investigatori avrebbero già sentito alcune persone, compresi i testimoni del pestaggio, e hanno visionato le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per provare a ricostruire le fasi dell'aggressione e poi identificare gli autori del pestaggio. Sono venuti alcuni genitori a chiedere scusa, ha detto il padre della vittima, che come la madre è un avvocato del foro di Enna, confermando l'aggressione. Ho mostrato loro le ferite di mio figlio, che per 3 giorni a causa dei pugni alla mandibola ha dovuto mangiare omogenizzati. Non ho alcunché contro di loro, continua, ma forse non si sono accorti dove sono arrivati i loro figli. Adesso Lampedusa, dove una ragazza di 13 anni è stata travolta da un'auto in bici davanti al liceo scientifico. È attualmente ricoverata alla Di Cristina di Palermo, uscita dal coma farmacologico e per fortuna non è in pericolo di vita. Davide Sardo. Grave incidente a Lampedusa, una ragazzina di 13 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stata travolta da un'auto mentre era in sella alla sua bici elettrica proprio davanti al liceo scientifico. Secondo i testimoni, la giovane stava uscendo da un parcheggio quando è stata centrata dall'auto. L'impatto è stato violentissimo, la bici si è spezzata in 2 pezzi e la ragazza è stata sbalzata a terra. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure. Valutate le condizioni, la tredicenne è stata soccorsa in codice rosso e trasferita in elisoccorso all'ospedale di Cristina di Palermo. Ha riportato una profonda ferita alla testa ed è ricoverata in coma farmacologico. Carabinieri e Polizia Municipale hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Una giovane vita sospesa tra speranza e tragedia, mentre l'intera comunità di Lampedusa resta sotto shock. A Messina finanziati i lavori per la realizzazione della piazzetta dedicata a Sara Campanella, vittima di femminicidio, Soggiorali, dove è stata appunto uccisa. Francesco Triolo. Era stata una promessa, un annuncio fatto sull'onda emotiva del femminicidio di Sara Campanella, ma che però non è rimasto solo a parole. Messina dedicherà una piazzetta alla giovane studentessa uccisa lo scorso 31 marzo e sarà lì, proprio dove si è consumata quella tragedia, sul Viale Gazzi, accanto allo Stadio Celeste, fuori dal policlinico dove Sara studiava, dove oggi sono ancora tanti colleghi di cittadini che lasciano un fiore, si fermano per una preghiera. Piazzetta Sara Campanella è stata inserita in un finanziamento più ampio che la Giunta ha approvato proprio nella serata di ieri e che prevede la realizzazione di 14 nuove aree tematiche in tutta la città, ma quella è la piazzetta a cui tutti tenevano di più, compreso il sindaco Federico Basile, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: il suo ricordo vivrà per sempre nel cuore della nostra Messina, grazie a uno spazio che diventerà simbolo di memoria, incontro e comunità. Una piazzetta quindi per far vivere Sara nel cuore di tutti i messinesi e non solo. Torniamo ad occuparci del caso di Simona Cinà, la ventenne trovata morta in piscina ad agosto a Capaci. Dai primi esami non risulta che la vittima abbia assunto droghe, ma la ragazza aveva un alto tasso alcolemico. Tonino De Mana. Arrivano le prime parziali risposte sulla misteriosa morte di Simona Cinà. La ventenne originaria di Capaci, annegata in piscina la notte tra l'1 e il 2 agosto scorsi durante una festa di laurea. Gli esami tossicologici eseguiti dall'equipe di medicina legale del Policlinico di Palermo hanno rivelato che la ragazza non aveva assunto droga, ma aveva un tasso alcolemico nel sangue molto alto. Il consulente incaricato per l'esame ha eseguito i test sul contenuto gastrico, sul sangue e l'urina della vittima. Tutti i reagenti per le sostanze stupefacenti, comprese quelle sintetiche come la droga dello stupro, hanno dato esito negativo, mentre, come detto, è risultato positivo il test sulla presenza di alcol con risultati molto sopra il limite considerato di guardia prima che insorgano alterazioni psicofisiche, un limite che gli specialisti hanno ponderato inserendo il peso della vittima e la sua poca propensione al bere. La consulenza tossicologica verrà ora analizzata dagli altri componenti dell'equipe che si sta occupando del caso, seguito dal sostituto procuratore di Termini Imerese Raffaele Caramanno. Simona Cinà, pallavolista, venne trovata sul fondo della piscina intorno alle 4 di notte. Fu uno dei festeggiati a tuffarsi con un amico per prenderla e portarla fuori dall'acqua. Al loro arrivo, i sanitari del 118 trovarono la giovane già morta con gli amici che provavano invano a rianimarla. Emergenza abitativa, vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi che sempre più famiglie hanno difficoltà a comprare o affittare casa, e poi ci sono persone come Loredana che a Palermo a breve sarà sfrattata assieme al figlio di 12 anni e rischia di andare a vivere in auto. Marco Gullà.
Un sacchetto di plastica come protezione per evitare che pioggia e calcinacci possano cadere in camera da letto. È una delle tante istantanee dell'emergenza abitativa. Siamo a Palermo. I dati di qualche giorno fa resi noti dall'ANCI certificano che sempre più famiglie hanno difficoltà ad affittare o comprare casa. Come Loredana, che vive in questa casa assieme al figlio e al cane, ormai parte integrante della famiglia. C'è uno sfratto in corso. Loredana non può permettersi un'altra casa. Le è stata proposta una casa famiglia, ma il cane non verrebbe accettato. Ovviamente ci cacceranno di casa, cioè so che potremmo dormire in macchina perché mio figlio non ce la farebbe allontanarsi dal suo cane, è un sostegno comunque psicologico. Nella casa di Loredana la cucina è all'interno del soggiorno, il bagno del vicino è praticamente confinante con la stanza del figlio. Sto facendo di tutto, quindi io ho chiesto una mano al comune perché devo ricominciare da zero. Dico momentaneamente, in attesa che si sistemi questa cosa con l'invalidità, il lavoro magari, possa essere più libera economicamente, ho chiesto il loro supporto, non me lo hanno mai dato. Una situazione di grande emergenza abitativa. Non è solo responsabilità dell'amministrazione comunale, ma ci sono anche responsabilità che cadono a livello regionale, ma anche a livello nazionale, tagli di fondi. Bagni inagibili per un guasto alla fognatura alla Rita Atria di Catania, i bimbi devono scappare a casa per andare in bagno. Tonino De Mana. Signora, l'abbiamo vista a passo svelto, perché? Il bambino deve fare la pipì. Questa mamma è stata chiamata per un bisogno fisiologico del figlio, alunno dell'istituto Rita Atria Plesso Gramignani nel quartiere catanese degli Angeli Custodi. Anno nuovo, vecchi problemi, con i bagni della scuola chiusi per un problema alla fognatura che si trascina da diversi mesi. Mattinata di tensione davanti alla scuola dove si sono radunati genitori e nonni degli studenti. Signora, sono le 10:20 e cosa fa qui lei? Allora, io sono una dipendente statale, dovrei essere al lavoro, ma purtroppo essendo questo problema con una certa importanza, io sono qui perché ho la paura che il bambino possa aver bisogno di andare in bagno, quindi mi devo rendere reperibile. Si deve prendere una soluzione, il sindaco deve aggiustare questa scuola, se no si chiude. Servono soluzioni, come spiega il consigliere del primo municipio Buglio. La soluzione immediata è mandare l'espurgo ogni 10 o 15 giorni. A far chiarezza sul problema ci pensa direttamente il dirigente scolastico Tumminia. Noi siamo rientrati come plesso per questo intervento importante, per degli interventi sul cortile interno nel decreto Caivano. Non sappiamo quando cominceranno questi lavori, ma sappiamo che fino a quel momento periodicamente dovrà intervenire lo spurgo. Il problema sono i tempi e la burocrazia. Di certo l'anno scolastico non è iniziato nel migliore dei modi. Restiamo in tema da scuola, no a pance scoperte, canottiere, abiti succinti. La scuola non è uno stabilimento balneare, cita la circolare del liceo Cutelli di Catania che riprende un divieto sempre più diffuso nelle scuole. Desiree Ferlito. È una ciabatta che fa dire questo è uno studente scarso, ma secondo me no. Sobrio, decoroso, consono, 3 aggettivi per definire come dovrebbe essere il dress code per sedersi tra i banchi di scuola. Secondo me la pancia di fuori è consona anche per andare a scuola, ovviamente non in modo esagerato. Si sta esagerando un po', più che altro perché si incomincia a scuola troppo presto e con tanti gradi. Ho caldo, quindi mi vesto così comunque. C'è chi esagera e chi viene veramente con le ciabatte, c'è chi viene con i pantaloncini, c'è chi viene con le magliette molto corte. Non ci sono climatizzazioni in classe, non ci sono condizionatori. Dopo il dépliant circolato all'Istituto Pugliatti di Taormina, che ha fatto molto discutere per le X sugli abiti banditi, altri istituti hanno sentito l'esigenza di rimarcare il concetto con una circolare. Al Cutelli di Catania si ricorda testualmente agli studenti che la scuola non è uno stabilimento balneare. Sia giusto che ci siano dei limiti perché comunque la scuola è un luogo istituzionale. Tutti abbiamo caldo, per carità, però si soffre, saranno i primi 10-15 giorni. Vietate minigonne, pance scoperte, tacchi, infradito, jeans strappati. Nel mirino dei bacchettoni finiscono quasi sempre le ragazze. Tantissime le scuole che vietano anche unghie troppo lunghe, capelli troppo colorati o trucchi pesanti. Non ha senso. Se non le faccio più corte non sono più intelligente. No, abiti succinti, ma perché qualcuno viene in abiti succinti? Vi risulta questa cosa? Sì. Contrario alle circolari sul dress code è il Codacons, per il quale si rischia di limitare la libertà degli studenti. È una questione di decenza, ribatte il presidente dei presidi di Roma Mario Rusconi. La scuola è un luogo sacro.
veniamo tutti, maschi e femmine, gonne, top, ciabatte e calza lunga, calza lunghissima. Applauso! Grazie ragazzi. Ha giurato ieri pomeriggio all'Ars Luca Sammartino, che dopo l'inchiesta torna assessore regionale all'agricoltura e vicepresidente della regione. Manlio Viola. Luca Sammartino è tornato. Scaduti i termini dell'interdizione dai pubblici uffici comminatagli dalla magistratura nell'ambito di un'inchiesta per corruzione, Sammartino è di nuovo nelle condizioni di ricoprire un incarico pubblico. Così, con il giuramento all'Ars davanti al presidente della regione siciliana Renato Schifani, l'assessore all'agricoltura e vicepresidente della regione è entrato ufficialmente nel pieno delle sue funzioni. Un ritorno ancora più forte rispetto a un anno e mezzo fa. A Sammartino infatti il governatore ha assegnato da subito anche la delega ai rapporti con il Parlamento in un momento di grande lavoro, quello che riguarda la finanziaria quoter nelle prossime ore e a seguire anche la legge di stabilità. Luca Sammartino è apparso determinato e con le idee chiare e subito è entrato proprio nel tema dei rapporti con il Parlamento, che sono la questione politica di queste ore. Il Parlamento siciliano in maniera trasversale ha approvato norme proposte dal governo e talvolta il governo ha apprezzato norme proposte dall'opposizione. Io credo che questo sarà lo spirito dei prossimi mesi, perché con la produzione primaria della nostra regione non si scherza. Per il ritorno ha voluto ringraziare tanto il suo sostituto in questo anno e mezzo, il professor Barbagallo, quanto il presidente della regione Renato Schifani. Inevitabili gli attacchi dell'opposizione, che ironizza sulle dimissioni di Barbagallo e sul ritorno di Sammartino, sostenendo che questa politica ha inventato la figura inesistente dell'assessore supplente. Cambiamenti in vista per chi viaggia in aereo con il proprio cane. Grazie a un'iniziativa ENAC, gli amici animali, anche quelli di peso superiori a 10 kg, potranno viaggiare in cabina. Nuove regole accolte a Fontana Rossa a Catania. Sentiamo Simona Mazzone. Lontani dalle uscite di emergenza e dai passeggeri allergici al loro pelo. Basta seguire alcune regole e da oggi sarà possibile portare con sé in cabina e non più in stiva gli amici animali, grazie ad un'iniziativa ENAC recepita anche dall'aeroporto di Catania. Ed è già partito il primo volo ITA, la prima compagnia ad aver accolto la nuova linea guida. Anche i cani di grossa taglia del peso di un viaggiatore medio, 70-80 kg, potranno dunque sedersi comodamente accanto ai passeggeri, ma in trasportini omologati. Regole ben precise ai controlli di sicurezza. Adesso dovranno portare con sé anche una documentazione che attesti il microchip, le vaccinazioni fatte, l'antirabica eccetera eccetera, e poi predisporsi nella maniera opportuna prima dei controlli. Una misura accolta con soddisfazione dai proprietari degli animali. Sono sempre stata frenata dal fatto di non poterlo portare con me, anche perché in stiva non starebbe, quindi sì, sicuramente è un'ottima cosa. Non sono partita anche per questo, perché praticamente io per il mio cane è come se lasciassi un figlio nella stiva, non esiste. Qualcuno, seppure soddisfatto, non porterà comunque il proprio cane. Purtroppo lui è in una stazza abbastanza importante, quindi normalmente non lo porto mai in viaggio con me e non gli farei neanche comunque affrontare un viaggio in aereo. Non lo chiuderei in un trasportino per portarlo in aereo. E qualche contrario. No, non sono d'accordo. Perché? Potrebbero dare fastidio a qualcuno. Mentre loro, i protagonisti di questa storia, sembra che gradiscano. Tu sei d'accordo? Una breve pausa e poi il ricordo delle stragi del 92 condiviso con gli studenti. Il ricordo delle stragi del 92 condiviso con gli studenti. Salvatore Lopresti, agente di scorta del giudice Borsellino, prova ancora dolore quando rivive quei giorni. Al nostro TG dice: Borsellino era una persona che si dava agli altri, un privilegio aver lavorato con lui. Francesco Aloi. Ritengo che chiunque nel 1992 abbia svolto un solo giorno presso il reparto scorte di Palermo sia un sopravvissuto, perché in quel periodo era una sorta di roulette russa. Nei suoi occhi si legge ancora il dolore vissuto 33 anni fa. Nonostante tutto ha deciso di restare nello stesso reparto della questura di Palermo. Salvatore Lopresti era uno degli agenti di scorta del giudice Borsellino, salvo per miracolo. Ricordo l'essere uomo, l'essere affettuoso, l'essere una persona che si dava agli altri.
come ci guardava, come ci proteggeva. È stato un privilegio avere lavorato con lui in quella stagione. Ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma anche gli 8 agenti uccisi insieme a loro nelle stragi del 92. È l'obiettivo di questo docufilm, I ragazzi delle scorte, che gli studenti qui al Liceo Gargallo di Siracusa, come in ogni scuola, guardano con molto interesse. Giovani che all'epoca non erano nati. Io giro in parecchie scuole in tutta Italia e devo dirvi che in quei 55 minuti i ragazzi stanno davvero attenti. Il tritolo, le esplosioni, i morti non possono essere dimenticati e quando c'è da incontrare i ragazzi, Salvatore Lopresti risponde sempre presente. A Catania la musica incontra la danza e le arti marziali. Sentiamo Orazio Longo. Da un lato la pietra lavica, dall'altro il mare, in mezzo la musica, quella della compagnia taiwanese U-Theater, che unisce la forza delle percussioni alla danza e alle arti marziali, ispirandosi ai versi buddisti che raccontano il cammino del guerriero illuminato. Spada di saggezza, Sword of Wisdom, in inglese il titolo dello spettacolo, apprezzato al Teatro Romano di Catania nell'ambito del Maranzano World Fest. U-Theater è stato fondato nel 1988 dando vita a uno stile performativo riconosciuto in tutto il mondo. Per suonare un tamburo bisogna prima imparare a meditare, e la convinzione che sta alla base del programma di formazione del gruppo, attraverso la fusione di culture orientali e occidentali con l'idea di superare i confini dell'antichità e della modernità. Una breve pausa, poi lo sport, ci sarà il primo derby siciliano, Trapani-Catania, e poi il Palermo che purtroppo ha perso e quindi è fuori dalla Coppa Italia. Alle 20:30 il primo derby siciliano della stagione, quello tra Trapani e Catania, previsto un turnover per entrambi gli allenatori. Francesco Triolo. È il primo derby della stagione al provinciale. Questa sera Trapani e Catania si affrontano con l'obiettivo puntato verso la vetta della classifica. Il Catania è in ritardo, dovuto soprattutto alle ultime 2 battute a vuoto di Cosenza in casa col Sorrento. A pesare in casa Granata è stata la penalizzazione di 8 punti. Se non ci fosse stata, la squadra di Aronica sarebbe adesso al terzo posto dietro Salernitana e Benevento, mentre il Catania è scivolato a -5 dalla vetta. Affrontiamo una squadra che ha 11 punti, è in un buon momento. Noi vogliamo ritornare a essere quella squadra che eravamo 3 settimane fa, anche se la partita di domenica dal punto di vista caratteriale non mi è dispiaciuta. Toscano dovrà fare i conti con 6 acciaccati: Caturano, Rolfini, Martic, Aloi, D'Ausilio, Donnarumma. Solo quest'ultimo figura tra i 20 convocati e potrebbe essere utilizzato anche se non per 90 minuti. Dati gli impegni ravvicinati si profila un po' di turnover, magari accompagnato a qualche lieve ritocco al sistema di gioco con il passaggio al 3-5-2. Si candidano ad una maglia da titolare Corbari, Raimo e Lunetta. Qualche novità ci sarà anche in casa Trapani, tornano disponibili il difensore negro e l'attaccante Fischnaller, ha recuperato anche Carriero. Difficilmente ci saranno Vasquez e Stramaccioni. Il Catania è una squadra che si va a annoverare tra quelle potenzialmente per vincere il campionato. Hanno costruito un grande gruppo e già l'anno scorso hanno investito tanto, e quindi sicuramente una squadra che primeggia nelle prime parti della classifica alta, appunto delle prime posizioni, e quindi sicuramente ci sarà da essere molto attenti, da fare attenzione, perché hanno dei giocatori di valore, delle individualità, e chiaramente una squadra, una società che non ha nascosto gli obiettivi iniziali sin dall'inizio. Calcio inizia alle 20:30, mezz'ora prima invece il via di Diretta Stadio su Telecolor per vivere insieme la partita del provinciale. Palermo fuori dalla Coppa Italia, rosanero sconfitti al Friuli dall'Udinese 2-1. Buona prestazione comunque dei siciliani. Marco Bullà. Lo meritavamo, abbiamo avuto occasioni davanti alla porta e poi purtroppo siamo quasi al primo tiro, Zaniolo ci ha punito e lì è stata probabilmente una mazzata dura da digerire
l'1-2, però poi la squadra nel secondo tempo si è ripresa piano piano e alla fine abbiamo anche sperato di pareggiarla. Comunque sono molto contento, oggi c'è stata dimostrazione che veramente abbiamo 20 titolari, non sembrava che avessimo cambiato 8 giocatori dalla partita scorsa e questa è la cosa più bella della serata. Tutto per questa edizione, la prossima alle 14, grazie per l'ascolto e buona giornata.